domenica, benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie. Catania, blitz antidroga dei carabinieri in pieno centro, sequestrati al borgo oltre 12 kg di stupefacenti. Le sostanze immesse sul mercato clandestino avrebbero fruttato più di 200.000 euro. Catania, il borgo marinaro di Ognina in festa per la Madonna Bambina, suggestiva processione di barche in mare dalla Scogliera ad Aci Trezza e rientro, commozione, fuochi d'artificio e centinaia di persone a salutare la Madonnina. Domenica con gli ultimi tuffi in mare prima del ritorno in classe, questa volta tutti senza telefonino. A Santa Croce Camerina arriva lo zaino della gioia perché anche i bambini di famiglie disagiate possano studiare. Dopo quasi un giorno di navigazione, le 18 barche italiane della flottiglia umanitaria diretta a Gaza sono ferme a Capopassero, all'estremo sud della Sicilia, in attesa dell'altro convoglio ancora bloccato in Tunisia. Anche in Sicilia, come in tutto il Mezzogiorno, occupazione record, ma le fasce d'età coinvolte e i contratti firmati non convincono i sindacati della nostra regione. A Piazza Armerina, anteprima nazionale della mostra che celebra Raffaello. Tra le opere esposte anche l'olio su cartone del Seicento, lo state vedendo, che riproduce la trasfigurazione del maestro di Urbino. Calcio Serie B, Palermo in campo oggi alle 17:15 contro il Sud Tirol. Gli uomini di Inzaghi a caccia dei 3 punti per tornare in vetta. Rosanero senza tifosi a Bolzano e monta la polemica. In Serie C Catania di scena a Cosenza, etnei che vogliono allungare in classifica. Mister Toscano pronto a confermare l'11 che ha battuto il Monopoli. Per il Siracusa al quarto KO consecutivo, mentre il Trapani riceve la Casertana con l'obiettivo di annullare la penalità. Il business della droga a Catania, in un blitz al borgo, in pieno centro, i carabinieri sequestrano oltre 12 kg di stupefacenti. Le sostanze immesse sul mercato clandestino avrebbero fruttato più di 200.000 euro. Tonino De Mana. Droga, fiumi e piazze di spaccio gestite dalle cosche. L'allarme della Commissione Nazionale Antimafia, riunitasi a Catania, dimostra che gli stupefacenti restano il business per antonomasia della criminalità organizzata. Ed un'altra conferma arriva dall'operazione dei carabinieri del nucleo investigativo di Catania che al borgo hanno sequestrato oltre 12 kg di droga. Dopo giorni di appostamenti e osservazioni, i militari dell'Arma hanno fatto irruzione in un manovano sospetto trasformato in laboratorio di confezionamento di stupefacenti. All'interno sono stati trovati 10 kg di marijuana in buste sottovuoto, 463 già suddivise in dosi, più di 1 chilo di hashish in involucri e capsule, 520 grammi di cocaina tra dosi termosaldate e pietra, mezzo chilo di cannabis in barattolini, caramelle gommose alla cannabis e caramelle allucinogene. Presenti anche 2 bilancini di precisione, una macchina per sottovuoto, un frullatore e centinaia di bustine per selezionare le dosi. Il valore della droga, se immessa sul mercato, avrebbe superato i 200.000 euro, soldi destinati ad alimentare ulteriori traffici ed attività illecite. L'appartamento era usato come base logistica e centro di smistamento. Le indagini proseguono per identificare i responsabili. Il materiale è stato inviato al laboratorio scientifico dei Carabinieri per le analisi di rito. Ancora a Catania, oggi giornata conclusiva della festa della Madonnina di Ognina, che sarà portata in processione per le strade del borgo marinaro. Ieri sera il momento più suggestivo, con la tradizionale processione in mare e fedeli e turisti affascinati. Desiree Ferrito. Una festa unica, quella della Madonna di Ognina, che ogni anno raccoglie fedeli e turisti per vivere tradizione, fede e folklore nel caratteristico borgo che rinnova un patto identitario tra la Madonna, dolcemente chiamata la Bambina, e i suoi abitanti. La festa, iniziata l'1 settembre, si concluderà oggi con la statua della Madonna Bambina portata in giro per le strade del borgo marinaro. Ieri è stato vissuto uno dei momenti più suggestivi delle celebrazioni. Dopo la messa nel santuario, celebrata dall'arcivescovo Luigi Renna, la statua è stata portata in spalla a Porticciolo, dove, issata su una barca da pesca, ha iniziato la tradizionale processione lungo la scogliera.
da Catania ad Aci Trezza e poi di ritorno a San Giovanni Licuti. Gli ormeggi sono stati immollati al tramonto tra luci, fuochi d'artificio e centinaia di spettatori che hanno affollato il borgo per vivere la seconda celebrazione religiosa più sentita a Catania dopo Sant'Agata. Decine le barche che facevano da sponda alla Madonnina, come se volessero scortarla, in un abbraccio simbolico sino al suo arrivo al porticciolo. Scuola, oggi ultima domenica di mare per molti studenti. Anche se in parecchi istituti la campanella è già suonata nei giorni scorsi, l'inizio ufficiale delle lezioni in Sicilia è fissato per domani. L'anno scolastico si apre con il no ai telefonini in tutte le classi e il caro libri che preoccupa le famiglie. Simona Mazzone. Ma tu ce l'hai l'aria condizionata in classe? Mizzica, qua sta parlando di un miracolo praticamente perché non c'è. Mentre la colonnina di mercurio in questa domenica di metà settembre segna a Catania 30 gradi e oltre, gli studenti pensano all'ultimo bagno prima della campanella ufficiale, anche se in molti istituti le lezioni sono già cominciate nel fine settimana scorso. È emozionante perché poi non ci posso andare più. Quindi oggi fai l'ultimo bagno? Sì. Nuovo anno scolastico, nuove regole, come il divieto assoluto del cellulare in classe. Contenti i genitori. È giusto che quando siano in classe siano concentrati sulle attività da fare e non abbiano distrazioni. E i ragazzi indirizzati a rispettare le regole. È vietato e non lo facciamo. Secondo qualche studente invece vietare l'uso del cellulare non dovrebbe essere una priorità. Ci sono problemi ben più importanti dentro gli istituti. Per esempio sistemare le classi che alcune non hanno il climatizzatore, oppure gli edifici che alcune classi stanno crollando a pezzi. Come denunciato da USB Scuola anche di recente, circa l'80% degli edifici scolastici presenti nell'isola non è a norma. I genitori si dicono preoccupati per la scarsa manutenzione. Molte strutture sono non proprio in condizioni ottimali. Poi c'è il caro libri con costi esorbitanti che si abbattono sulle famiglie. Troppo cari. Noi abbiamo messo da parte i soldi da maggio. Libri usati o nuovi? Ormai è la stessa cosa. Tra libri, accessori, cancelleria e abbigliamento da comprare, per fortuna c'è chi può ricorrere all'aiuto dei preziosi nonni. Il nonno li porta in negozio, gli va a comprare le scarpe, le cose, e la mamma e papà sono molto contenti. Ci credo. E in vista della riapertura delle scuole, a Santa Croce Camerina si prepara lo zaino della gioia. È una raccolta solidale per dare a ogni bambino la possibilità di iniziare le scuole con la stessa opportunità dei suoi compagni. Veronica Barbarino. Penne, matite, quaderni, colori, astucci, diari e dizionari è tutto ciò che può contenere lo zaino della gioia. A Santa Croce Camerina parte un'iniziativa all'insegna della solidarietà e della condivisione. Tornare a scuola significa nuovi inizi, nuovi progetti per tutti i bambini, ma per le famiglie significa dover affrontare il peso delle spese di cancelleria. Soprattutto per quelle famiglie provate da difficoltà economiche, questa necessità può rappresentare un problema. Per questo motivo il Comune di Santa Croce ha scelto di realizzare questa semplice iniziativa volta proprio alla raccolta di materiale scolastico da destinare direttamente a quelle famiglie. Come? Attraverso la scuola. Saranno le stesse maestre, infatti, in ogni classe ad individuare chi ne necessita e a dare ad ogni bambino la possibilità di iniziare l'anno con le stesse opportunità dei compagni. Un modo concreto per far sì che nessuno resti indietro e che la scuola resti un luogo di crescita e uguaglianza. È possibile donare entro il 30 settembre nella sede del Comune. Buon compleanno Papa Leone XIV. Oggi Sua Santità Robert Prevost compie 70 anni. Da tutto il mondo arrivano gli auguri, a porgerli a nome del popolo italiano il presidente Mattarella. La Sicilia, in particolare Lampedusa e Linosa, attendono la visita di Leone XIV che più volte ha elogiato le isole definendole porta d'Europa e ringraziandole per l'enorme impegno di accoglienza in questi anni nei confronti dei migranti. Il mio, ha detto il Papa, è un saluto a distanza, ma presto spero di presenza di persona.
In navigazione da ieri gli attivisti della flottiglia umanitaria diretti a Gaza. Dopo quasi un giorno di traversata da Augusta, adesso le 18 barche italiane sono ferme vicino a Capopassero, all'estremo sud della Sicilia, in attesa del secondo convoglio ancora bloccato in Tunisia. Emanuela Corsi. Vi racconto le ultime ore dalla barca Morgana. Sono partite nel pomeriggio di ieri dal porticciolo di Augusta le 18 barche italiane della Global Sumud Flotilla. Dopo quasi un giorno di navigazione, il convoglio siciliano si è fermato nel sud dell'isola, nei pressi di Capopassero. Attendiamo che partano le barche da Tunisi, perché non sono ancora partite. Come già ormai sapete, questa è l'unica motivazione per cui andiamo così lenti, perché ci dobbiamo unire a loro sono molto più a nord di dove siamo noi. Le imbarcazioni pronte a muoversi dai porti tunisini di Biserta, Sidi Bou Said e Gamart hanno riscontrato diversi problemi e visto allontanarsi l'obiettivo della missione umanitaria, quello di rompere il blocco navale imposto dall'esercito israeliano. Secondo alcune fonti, 5 imbarcazioni tunisine sarebbero bloccate dal governo locale. La famiglia Madeira, la nave più grande della flotilla, su cui viaggia anche Greta Thunberg, è stata attaccata con un drone lo scorso 9 settembre. Stessa sorte per l'Alma, colpita il giorno successivo. Intanto il convoglio siciliano attende di potersi congiungere in mare con le navi ferme in Tunisia. Non vediamo l'ora di riprendere il largo per poter portare gli aiuti che abbiamo a bordo e per poter portare le nostre voci, che sono anche le vostre. Ci vorranno almeno 10 giorni per raggiungere le coste di Gaza, ha detto il deputato del PD Arturo Scotto, tra gli attivisti a bordo della Karma. La cosa più complessa alla fine era proprio mettere le barche a mare. La conferma da Roma che Birgi Trapani diventerà centro europeo, uno dei centri europei dei Top Gun degli aerei F-35, non agita più di tanto i trapanesi. La guerra in Europa dell'Est e in Medio Oriente per loro rimane lontana. Laura Spanò. Trapani rimane una città silenziosa nonostante quello che potrebbe avvenire presto con l'arrivo dei Top Gun degli aerei da guerra F-35. La vicenda è poco avvertita nonostante quello che sta accadendo a pochi chilometri dalla Sicilia. La guerra in Medio Oriente e il conflitto in Ucraina, conflitti apparentemente lontani ma che vedono in qualche modo coinvolta l'isola. I superpiloti che saranno dispiegati nell'aeroporto di Trapani sono quelli pronti a prepararsi ad entrare in azione. La base sarà gemella di quella che esiste già negli USA, in Arizona. L'aeroporto militare dedicato a Livio Bassi è da sempre una delle basi più importanti dell'aeronautica militare italiana e dell'Alleanza Occidentale o NATO. È prestato e resterà solo prestato dai militari al trasporto aereo civile. Nessun potenziamento su questo fronte, malgrado le promesse di farlo diventare uno scalo civile a 5 stelle. L'allerta sarà massima, con sicuramente l'innalzamento dei servizi di sorveglianza. Trapani diventerà una zona rossa. I segnali su quanto sarebbe avvenuto c'erano tutti, fino a quando dal Ministero della Difesa arrivò il no alla cessione demaniale di parte dell'area dell'ex aeroporto militare di Milo per far sorgere lì la cittadella dello sport, e proprio a Milo qualcosa di militare verrà collocato vicinissimo alle case di Ericini e Trapanesi. Cronaca adesso: un uomo di 71 anni di Napoli è morto ieri sera sull'autostrada Palermo-Mazzara del Vallo, cadendo da un terrapieno e facendo un volo di 6 metri mentre attendeva il carro attrezzi per la sua auto bloccata. 5 sbarchi con 188 migranti durante la notte a Lampedusa. 4 i barchini soccorsi, uno con 32 bengalesi ed egiziani, 15 dei quali minori, è riuscito ad arrivare direttamente sulla costa di Mare Morto. Una donna incinta che viaggiava insieme con 2 figli minorenni è stata accompagnata al poliambulatorio per accertamenti. Tutti gli altri migranti sono stati portati all'hotspot di Lampedusa. Record di occupati nel mezzogiorno d'Italia, Sicilia compresa, lo comunica l'Istat, che parla per la prima volta nella storia di un dato relativo al lavoro del 50% della popolazione. Ma l'analisi delle fasce di età, dei contratti e degli incarichi non convince i sindacati della nostra regione. Manlio Viola.
Cresce l'occupazione nel mezzogiorno d'Italia e per la prima volta nella storia delle rilevazioni Istat si supera il 50% di occupati al sud. Il dato emerge dal report destagionalizzato e riguarda il secondo trimestre 2025. La crescita dell'occupazione risulta costante, il dato era al 49,3% nel quarto trimestre 2024, era salito al 49,9% nel primo trimestre del 2025 per stabilirsi al 50,1% nel secondo trimestre 2025, quindi alla fine di giugno. Ma lo stesso dato è ballerino invece se si guarda all'età degli occupati. Lavorano oltre 10 milioni di over 50, mentre l'occupazione scende drasticamente per la fascia al di sotto dei 35 anni. Il lavoro poi riguarda soprattutto le fasce meno professionalizzate e peggio pagate. Dati comunque che non convincono i sindacati. Basti pensare che la crescita è localizzata sugli over 50 e quindi questo è determinato dalla crescita dell'età media lavorativa, visto che nel sistema previdenziale la gente fuoriesce sempre più tardi dai luoghi di lavoro, e invece le cose più drammatiche ce lo dicono rispetto all'occupazione giovanile, che dopo un periodo di crescita invece in queste settimane e in questi mesi stanno segnando il passo. In valore assoluto le persone occupate nel mezzogiorno a fine giugno 2025 erano 6.549.000, una cifra che denuncia 96.000 occupati in più in un anno. Questa crescita è localizzata sulle basse professionalità, sul lavoro precario, visto che il salario medio dei lavoratori e delle lavoratrici in questa nostra regione è sempre molto più basso rispetto al resto del paese. A Piazza Armerina, aperta in anteprima nazionale, una grande mostra che celebra Raffaello. Tra le opere esposte anche l'olio su cartone del Seicento che riproduce la trasfigurazione del maestro di Urbino. Orazio Longo. Da un lato un monumentale cartone del XVII secolo realizzato da autore ignoto con olio o tempera grassa a riprodurre l'ultimo capolavoro dell'Urbinate conservato nella Pinacoteca Vaticana. Dall'altro 47 incisioni e cromolitografie dedicate alle stanze dei musei vaticani e alle logge del Palazzo Apostolico realizzate dall'architetto e incisore francese Paul Le Tarulli nell'Ottocento. A Piazza Armerina, al Palazzo Trigona, si è aperta la mostra in onore di Raffaello Sanzio realizzata dalla società Renaissance con la curatela di Nicola Barbatelli e Vincenzo Sanfo. Una mostra particolare che celebra uno in particolare dei suoi più grandi capolavori, la Trasfigurazione, l'ultimo capolavoro di Raffaello mai terminato e che oggi è tributato qui attraverso un'opera di straordinaria qualità, un'opera successiva a Raffaello, uno splendido monocromo, un dipinto pieno di fascino e di mistero. Le 47 incisioni realizzate dall'architetto Le Tarulli comprendono 37 tavole in bianco e nero e 10 a colori. Momenti come questo, con Sevez, alla cui mostra è collegata in onore all'arte di Raffaello, diventano momenti di attrazione per le migliaia di visitatori che ogni anno arrivano nel nostro territorio andando alla Villa Romana del Casale. L'esposizione, patrocinata dalla Regione, dall'Ars, dal Comune e dal Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale, è visitabile fino a dicembre tutti i giorni dalle 9 alle 19. È il momento della nostra pausa, tra poco il calcio con le sfide di campionato oggi pomeriggio di Palermo e Catania. State con noi, vi aspetto. Serie B Palermo in campo oggi alle 17:15 contro il Sud Tirol, gli uomini di Inzaghi a caccia dei 3 punti per riconquistare la vetta della classifica. Marco Gulà. Al Palermo il ritorno dalla sosta porta bene. I numeri infatti sorridono ai rosanero che oggi pomeriggio alle 17:15 al Druso contro il Sud Tirol dovranno vincere per non perdere la testa della classifica, in questo momento occupata da Frosinone, Cesena e Modena. Il Palermo adesso vuole mettere le ali sicuramente contro un Sud Tirol alla portata dei siciliani, l'imperativo non può che essere la vittoria. Sappiamo le difficoltà di quel campo, sappiamo il modo loro di giocare, sappiamo che bisogna andare a fare battaglia. Se non facciamo battaglia usciamo con le ossa rotte, per cui però la squadra lo sa benissimo, sa quello che dovremo andare a fare. Chi vedrò più pronto per battagliare inizierà la partita e basta. Tutto qua, è una partita difficile come lo sono tutte in Serie B, come lo era col Frosinone. Quello che avevo detto alla vigilia, se pensiamo in Serie B a volte leggo, sento, non siamo dietro le chiacchiere che sennò
rifacciamo una brutta fine. La principale novità dovrebbe essere il debutto da titolare di Palumbo. L'ex Modena ha sfruttato la sosta per migliorare la condizione atletica e la sfida con il Südtirol sembra l'occasione ideale per vederlo partire dall'inizio. A rischio posto c'è Gyasi, Brunori e Poyampalo certi della maglia. Segre e Ranocchia verso la conferma a centrocampo. Rosanero senza tifosi al Druso di Bolzano. La trasferta vietata rischia di diventare un caso politico. Indignato il sindaco di Palermo La Galla, mentre la deputata Carolina Varchi annuncia un'interrogazione. Tonino De Mana. Lo stop ai tifosi, a cui è stata vietata in extremis la trasferta di Bolzano, diventa un caso politico con la deputata palermitana Carolina Varchi che ha annunciato un'interrogazione. In attesa di sviluppi, una cosa è certa: il settore ospiti dello stadio Druso rimarrà vuoto e contro il Sud Tirol il Palermo non avrà il supporto del suo pubblico. Il provvedimento del commissario del governo per la provincia di Bolzano, comunicato a meno di 48 ore dall'incontro, che ha imposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Sicilia per motivi di ordine e sicurezza pubblica, ha suscitato disappunto da parte della tifoseria che aveva già organizzato il lungo viaggio. E anche se i biglietti già acquistati saranno annullati e rimborsati, l'FC Palermo ha espresso amarezza sulle tempistiche, definendolo una negazione dei principi dello sport. Tuona anche il sindaco La Galla, che ha giudicato la decisione ingiustificata e irrispettosa. Da segnalare che non ci sono precedenti di incidenti tra le tifoserie di Palermo e Sud Tirol, particolare che non fa altro che alimentare le polemiche. Oggi Catania in campo a Cosenza per la quarta giornata di campionato di Serie C. Rossazzurri che arrivano alla sfida a punteggio pieno. Confermato l'11 che ha sconfitto il Monopoli. La partita sarà trasmessa in chiaro da Telecolor. Marco Carri. Stadio San Vito Marulla, fra poco in campo su questo prato le due squadre del Cosenza e del Catania. Una partita importante che riveste ulteriore significato per il Catania, perché la squadra rossazzurra di Toscano arriva da 3 vittorie consecutive nelle prime 3 giornate di campionato. 2 invece i pareggi conquistate nelle prime 3 giornate di campionato da parte della squadra di Boucher, la squadra padrone di casa. Il Catania toscano che porta qui a Cosenza 23 giocatori, sappiamo non c'è Caturano, non c'è Rolfini, c'è invece nuovamente Di Tacchio, manca Quaini invece che sconta l'ultima giornata di squalifica. Per quanto riguarda la formazione dovrebbe essere la stessa che ha giocato e vinto in casa con il Monopoli, ma per tutti gli approfondimenti io vi rimando alla super diretta di Telecolor, fra pochissimo a partire dalle 14 con un ampio prepartita e poi la telecronaca della gara e alla fine le interviste ai protagonisti. Intanto è già crisi per il Siracusa, sconfitto in casa 3-0 dal Benevento. Gli azzurri, alla quarta sconfitta consecutiva, resistono un tempo, poi crollano. Marco Petrolito. La reazione che ci si attendeva non c'è stata e il Siracusa rimedia così il quarto KO consecutivo, perdendo tra le mura amiche del De Simone con un Benevento decisamente più in palla e determinato. Campani che iniziano fortissimo con la messa per Salvemini e Bonucci che devia sulla traversa. Sempre Salvemini, tutto solo in area, all'8° trova ancora l'intervento strepitoso di Bonucci. Siracusa che risponde al 19° col tiro cross di Valente, ma Vannucchi para. Al 27° la Mesta dice no a Bonucci, mentre allo scadere del primo tempo Manconi calcia con il piatto e sempre Bonucci, stavolta di piede, salva il Siracusa. La ripresa, dopo 30 secondi, cross di Lamesta, difesa azzurra che rimane ferma e Salvemini firma il vantaggio del Benevento. Il Siracusa si scuote, il 53° tiro di Valente sventato da Vannucchi, che in 2 tempi salva su Guadagni, ripetendosi qualche istante più tardi sullo stesso esterno Retuseo. Ma al 68° Manconi si autolancia e supera Bonucci per il 2-0 ospite. E poi, al 72° ancora il numero 10 calcia con il destro, firmando la sua doppietta personale. Azzurri che dunque ingoiano l'ennesimo boccone amaro, restano a quota 0 punti e che sono chiamati sin da subito a cambiare rotta. E noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, ancora buona domenica.